Buon pomeriggio signori, eccoci tornati su Crusader Kings 2. Allora vi ricordo che siamo in guerra con 3 fazioni contemporaneamente. Siamo contro il nostro governo che vuole più diritti, ma abbiamo un potente alleato che è il sultano di Siria, che ragazzi sa il fatto suo. Poi siamo in guerra come aiutanti del nostro sultano, quindi lui appoggia noi e noi appoggiamo lui contro la rivolta che hanno in casa loro. E poi siamo in guerra santa per Tao. Fatemi vedere. Ah, ok, questa regione qua. Siamo contro la Georgia. Ma ovviamente noi abbiamo un esercito abbastanza numeroso, ma mai numeroso quanto il loro. Guardate ragazzi, 22.000, quasi 23.000 uomini il loro. Veramente un esercito enorme. Anche se in casa hanno comunque un esercito da 10.000 che li minaccia. Però va bene, adesso ci sono anche altre regioni loro, quindi non sappiamo bene se ci sono altri eserciti così grossi in giro, nemici, però insomma. Poi volevo farvi vedere anche un po' la particolarità della mappa. A parte che Genova, ragazzi, cosa è diventata Genova? Cioè ragazzi, possiede veramente, si è presa Pisa. E guardate qua, va a prendersi anche tutta la parte del Nord Africa, la parte centrale ragazzi, quindi Tunisia eccetera, veramente mostruosa, cioè niente da dire. Purtroppo i mammelucchi qua, anzi più che i mammelucchi, i marocchini non sono messi molto bene. Però vabbè, tengono ancora botta l'espansione della Spagna. L'Egitto ragazzi, l'Egitto cristiano, guardiamo la religione, guardate, l'Egitto ha delle zone completamente cattoliche, le altre che si stanno pian piano convertendo, incredibile. Ma la cosa più assurda che vedete anche da qua, ragazzi, in Egitto c'è l'Irlanda, che cazzo. Ma sì, fantapolitica ragazzi, fantapolitica. Allora, noi siamo coinvolti in queste 3 guerre e ragazzi, sarebbe anche il momento buono di attaccare Trebisonda. Trebisonda perché ha come alleato molto potente One, ma One è... sta subendo una rivolta al suo interno che è la rivolta mongola. Quindi è importante riuscire a tentare di il colpo gobbo contro Trebisonda. Questo è il momento, se riusciamo, perché abbiamo tante guerre che ci stanno scoppiando in faccia. Ora stiamo assediando stiamo assediando il territorio del mio fratellastro maledetto di 19 anni, che pur essendo un codardo e un moderato, però ha deciso di attaccarmi. Quindi ragazzi lo dobbiamo... O meglio, lui complottava contro di me, io ho voluto far arrestare in realtà. E poi ha deciso di attaccarmi. Quindi è proprio una ribellione a viso aperto. Stiamo vincendo tutte le guerre tranne quella contro la Georgia per Tao, ma perché ha conquistato fondamentalmente già un territorio. Però noi adesso... dobbiamo un attimo pacificarci qua e sperare che il nostro alleato poi venga ad aiutarci, perché la rivolta in Georgia sono superiori a noi. Dopo questo cappello introduttivo, malvenuti, continuiamo. Oggi ho proprio voglia di massacrare. Poi tra l'altro mio fratello, cioè il mio fratellastro, mi deve tutto, perché sono io che gli ho dato i territori, gli ho concesso cose, ma... vedo che la lezione non è servita, il buon gesto. Vabbè. Allora andiamo avanti, acceleriamo un po' nelle pratiche e vediamo cosa riusciamo a... Perfetto, il mio comandante è migliorato. Perfetto, nelle sue abilità da condottiero. Allora, ok, va bene, qua la lasciamo così. No, non interveniamo qua, anche se perdiamo la guerra fa niente. Possiamo creare titoli, non mi interessa. Vediamo qualche tecnologia da sviluppare. No, potrà richiamare ancora delle leve, però adesso non lo faccio finché non faccio fuori lui. Mio figlio che non è il mio erede. No, ok, l'emicrania. Allora, insiste che lui aiuti, che lo aiuti probabilmente a fargli entrare un vecchio cappello. Uno sforzo inutile visto che lui ormai è troppo grande, come gli ho già detto diverse volte. Qui la traduzione lascia un po' a desiderare. Allora, posso cedere alla sua richiesta o non cedere. Vediamo. Allora, io sono stressato, quindi potrei rispondere male.
Caritatevole però, ok, ok, però vabbè, non c'entra molto. Sono superbo. Ah, superbo. Socievole, gentile. Allora, io andrei più sul tratto superbo. Che lui potrebbe ottenere il tratto testardo, ma non voglio che ottenga onestamente il tratto testardo. Poi, io comunque, bene o male, è vero che sono gentile, quindi potrei cedere, però sono anche superbo. È giusto, quindi io ritengo che se il cappello non ti entra, non ti entra. Quindi nessun bambino mi dice cosa fare. Ah, mi ha fatto le linguacce il maledetto. Va bene. Ok, va bene, va bene. Non mi apprezza particolarmente. Intanto qua, bene, abbiamo preso... Ok, siamo arrivati al 100%. Offriamo la pace al nostro fratellastro maledetto. Andiamo a incatenarlo. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi una guerra l'abbiamo vinta. Lui... Ok, questi chi sono? Selucia, no, non mi interessa. Andiamo a prenderci quello che ci spetta di diritto. Perciò solleviamo le reclute. Ok, quindi le mettiamo dentro il nostro esercito. Beh, non è che siamo proprio dei campioni, in questo, però. Ok. Andiamo a unire anche qua l'esercito. Lui intanto sente sempre più grosso. Però secondo me, se ce la giochiamo d'astuzia, ci arrocchiamo un po' sulle città più importanti, secondo me. Bene, la rivolta è finita, perfetto. È riuscito a mantenere il potere il nostro amico. Adesso ci verrà in soccorso. Non c'è più nulla da fare, ragazzi. Ora siamo veramente in una sproporzione enorme. Questi maledetti. Aspettiamo tutto l'esercito qua. No, purtroppo è finita anche la rivolta di Yuan, ragazzi, purtroppo. Purtroppo. Intanto siamo a 4000, perfetto. Potrei... No, direi di no. Tanto l'esercito... Ok, un'altra rivolta qua. Ok, tra l'altro... Tutte rivolte che ci farebbero bene a noi, però... Oh, il nostro cancelliere, cosa è successo? È morto? Fatemi vedere, non è più sultano, perché mio cognato è morto, sì, peccato che era un bel cognatino, guardate, aveva delle belle... Aveva delle belle caratteristiche molto umane, va bene, ok. Il miglior diplomatico che abbiamo è il Timarò di Listra, che è scaltro. Va bene, allora lo mettiamo nel consiglio, benvenuto, è anche abbastanza giovane, 25 anni. Bene, intanto però l'esercito nostro che doveva venirci in soccorso ovviamente ha ripiegato. Purtroppo, attenzione. Ah no, ok, niente. Allora, questo zio qua riceve il tratto aspro diplomatico, interessante. Ok, e... ok, sempre lui, vediamo cosa gli possiamo dare come carattere. Ah, però è casto. Attraente casto, top. Adorabile bambino o gentile? Ma io direi, ragazzi, ma diamogli la componente. Ah no, fanatica ce l'ha già. Allora gli diamo la componente gentile. Se la prende. No, mi sa che ha già preso quella fanatica. Va bene, tanto non me ne frega niente, voglio dire. Ok. Adesso aspettiamo, ragazzi. Ci sarà un 50 e 50. Ancora una mia cortigiana. Come si permette questa? A parte che questa deve imparare. Anzi, vai a fare la fedele. E nessun bambino mi dice cosa devo fare. Non infastidirmi. Maledetta. Interessante. Qui ho altre 600 leve. Quindi ottimo. Eccole qua. No, questa è una piccola parte. Chissà dove sono le altre. Forse qua? No. Vediamo se ho altri. Ho altri che posso richiamare, ma non penso, no.
Dove sono queste 590 leve? Dove sono? Boh. Vabbè. Attenzione, c'è lo scontro. Attenzione, un messaggio. Allora, leader della rivolta. Assolutamente rifiuto. Assolutamente, non voglio niente della rivolta. Allora, il Gran Khan vuole sposare mia figlia. Assolutamente sì. Assolutamente. Assolutamente. Ma stai scherzando? È una roba immensa, ragazzi. Cioè, se facciamo il nostro amico One, ragazzi, qua potremmo attaccare il Banry, eh. Qua potremmo attaccarlo, signori. Tanto sono in difesa. Se io vado ad attaccarli, minchia, 100%. Non mi conviene. Allora, proviamo magari a metterci qua e a recuperare questo stato. Vediamo loro cosa fanno. Attenzione. Sconfitta. Vediamo se si muovono. No. Intanto il mio erede quanti anni ha? 11. 11, ok, che è il secondo, terzogenito in realtà, perché il primo è morto, quindi adesso il secondo. Ok. Tanto tento di recuperare la città. E mi ricordo che una volta c'era un tasto, però io non vedo più. No. Ma forse mi sbaglio, era Europa Universalis il tasto che potevi lasciare il minimo di truppe per fare l'assedio. Va bene. Va bene, notizie dalla Cina a noi non interessano. Vediamo un attimo, scusate. Io vado a prendere lui. Perché non... Scusa, ma tu non volevi... Non accetterà. Quindi ci ha ripensato sto maledetto pagliaccio. Fammi vedere una cosa. Magari gli do questa, no? Ci ha ripensato. Maledizione, peccato. Sì, però devi darmi il tempo di premere ok, eh. Non è che puoi ripensarci così 2 secondi e via. Devi darlo ok. Ingressi contrabbanieri del dominio, maledetti. Dai, ci sta. Pieno di guerra, ragazzi. Qua. Vediamo, tra l'altro, la mia ambizione è quella, l'obiettivo degli affari. Ok, sposo ed erede. Ci vorrà ancora un po' per fare l'ambizione. Sono stato sconfitto, va bene. Andiamo di qua. Potremmo giocarcela adesso. Se fossimo in difesa la vinceremmo. Ok. Azioni speciali disponibili. No, assolutamente no. Allora, cosa vuole? Vuole che... Ah, scusate, ma io ho sbagliato. Prima non era lui. Non era lui. Quindi io ho fatto sposare... Ah, no, ok, questo è il mio vassallo. Ma fatemi vedere. L'altra mia figlia. Ho dato una figlia in sposa. No. No, allora non ha accettato. O a meno che fosse una sorella, tipo. Tipo forse lei. No, perché è sultano. Non c'entra. Vediamo se è un'altra sorella. No, non ce l'ho. Un'altra sorella. Boh, non lo so. Allora, tu, mio caro. Allora, mio caro. Tu... Zero diplomazia. Sei anche giovane. L'oggetto nelle segrete? Allora, potrebbe andare giù tanto. Sono superbo, però sì, però sono caritatevole. No, dai. Niente segreti. Promessi sposi possono sposarsi. Ok, eccolo qua l'evento. Scusate, ho un attimo divagato. Lui. Chi è lui?
No, ma lui ha perso tutto quello che aveva da darmi. Quindi assolutamente rifiuto. Assolutamente no. Vediamo. Tu. Io voglio riprovare a... Attenzione, messaggio. No, no, rifiuta. Allora, io voglio... Tipo lui, guardate lui. Quanto è grosso. Wow, molto grosso. Lui potrebbe essere un leader di una fazione che rovescia. Quindi assolutamente... No. Aspettate, no, facciamo combina matrimonio. Quindi togliamo, facciamo combina matrimonio, ragazzi. Ah, non c'è nessuno della mia famiglia, però. Quanti anni ha? 20. Se io faccio combina fidanzamento, allora gli do la mia figlia maggiore di 6 anni. Ah, guarda che mi dice di sì. Ah, gliela mandiamo perché questo secondo me nel tempo potrebbe fruttare parecchio. Potrebbe fruttare nel tempo. Ah, tra l'altro, ragazzi, no, mi sono perso, mi sono perso l'attacco. Allora, però, aspettate, noi abbiamo dato nostra figlia a lui. Quindi io adesso chiedo a lui di formare un'alleanza. Lui mi dà l'ok, perfetto. Ma assolutamente no. Mi rifiuto categoricamente. Ok, ok. E chiamo alle armi. Adesso Ciccio Bello, voglio vedere dove vai. Adesso qua abbiamo due alleati molto potenti. Molto potenti. Attenzione, tra l'altro lui è in guerra con... No, questa è la parte cinese, ma a me non interessa. Io voglio sapere, lui è assediato da chi? Non riesco a capire. Forse dai miei alleati, forse. Non ancora capire. Il carico da 90, 21.000 uomini, non intervengo neanche. Beh, oddio, sarebbe però una vittoria facile, eh. Andiamo a farlo, va. Che magari guadagno qualcosa, in termini anche di... sì, arrivo. A casa, a casa. Non ho guadagnato niente in termini di esperienza, peccato. Nostro contributo ovviamente inutile. Assaltiamo subito con tutte queste armate, ragazzi. Non ha neanche senso star lì a fare i pitimini. E... Appena fra 6 giorni. 4, 3, 2, 1. Boom, assaltiamo. Perfetto, abbiamo liberato alla no, non abbiamo ancora finito di liberare. Attenzione, cos'è che vogliono? Principe di... cos'è che vuoi? Ma tu non possiedi niente. Tu non possiedi niente. Rifiuta. Rifiuta, rompi fidanzamento. Basta, non insistere più. Non te la do. Bene, qui abbiamo liberato un'altra delle nostre province. Bene, finalmente questi sono crepati. Questa famiglia qua c'è il figlio, perfetto. Allora, lui gli diamo come fidanzamento una delle mie figlie, perché sì, ha 12 anni. Gli diamo lei con il labbro leporino. Assolutamente, così iniziamo a consolidare il nostro... il nostro potere. Ok, quindi a proiettare, diciamo, il nostro potere, perché noi stiamo facendo una proiezione del nostro potere. Ok, fra... ok, no, non è possibile assaltarlo. Ok, va bene, allora dobbiamo aspettare un attimo. Questa Trebisonda qua. Questa Trebisonda qua
Il re è un esperto seduttore e ha 4 mogli, wow. È una quantità di figli incredibile. Allora, vediamo, ma non riesco a farmi gran capo. Wow. Che legami che si sono fatti queste. Allora, non riesco a... Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Ah, no, ok. Ok, principe di Trebisonda. Io volevo... Ecco, tipo lei. Disonesta, ambiziosa, coraggiosa. Allora, facciamo... Proponi matrimonio con me. Io quante mogli ho? Ne ho 2. Io la vorrei uno dei figli. Una delle figlie, anzi. Eh, allora, potrei sposarmela. Wow, però 12, 13. Poi mi porto a casa una serpe, però. Però ci potrebbe stare, eh. È una bastarda, però. È una bastarda. Fatemi vedere una cosa, ma eredita una provincia? O sbaglio? O ho visto male? Perché è... Ah no, baronessa, no. E lui l'erede. Ok. Invece qualche figlia... Ah. Va bene, ci penso, ci penso. Adesso 2 anni è un po' troppo piccola per i miei gusti. Cioè, non per i miei, per quelli dei miei figli, ovviamente. Cioè, miei... Saltucca, eh. Però, va bene, dai. Riprendiamoci ciò che è nostro, ragazzi. Poi non c'è modo di convertirle, non è questo. Sarebbe bello. Tra l'altro, chissà come sta andando la conversione, come sta andando. Che io avevo iniziato tutta una roba per convertirla, ma... Mia cortigiana abile tessitrice. Non mi piace molto. Tra l'altro, guerriera, competenza militare. Allora, ti voglio, no, ambiziosa no. La voglio orgogliosa, superba come me. Bene, intanto abbiamo catturato il castello, ora possiamo assaltarlo. Qua non ce n'è più per nessuno, signori. Abbiamo già recuperato praticamente la maggior parte dei territori che ci sono stati sottratti. Facciamo un altro attacco ancora. Abbiamo recuperato tutto il territorio, ora andiamo a prendere la loro capitale. Attenzione, il capo delle spie mi dice che un mio vassallo, questo qua, mi dà problematiche, ma a breve muore. Quindi lo vincoliamo a me. Intanto è morto il maresciallo. Ok, c'è lui che è molto 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 interessato a noi. Ci vuole tanto bene, però non vuole diventare un consigliere. Comandante fattoria pesante. Allora, facciamo diventare lui e poi facciamo... no, 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 sì, 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 sì. Allora, aspettate, perché io posso ancora cedere qualche provincia. Vediamo se c'è qualcosa che non mi stimola, cioè che non voglio tenere. E gliela potrei dare a lui. Tipo a lui revoco il titolo. Ok, dal momento che lui è un traditore, i nostri vassalli non avranno nulla da obiettare e mi prendo la sua parte. Non ho la legge per la rivocazione dei titoli. Fatemi vedere, la sistemiamo subito. Regno. Ah, non posso, mi sa. No, ce l'ho blindata quella legge lì. Va bene, intanto abbiamo vincolato il vassallo, va bene. Adesso andiamo subito a saltare la fortezza, tanto
Guarda qua. Intercettiamo anche 745 uomini loro che tentano di scappare. Quella è un'altra posizione del consiglio. Ci ha lasciato il maresciallo. Cavoli. Allora, un famoso araldo esperto del protocollo diplomatico è arrivato alla nostra corte e offre i suoi servigi. Ma sì, lo prendiamo, che comunque lascia fare. Allora, a questo punto mettiamo... Chi è che vuole stare nel consiglio? Lui, Borgomastro. A 11. No, è un po' troppo poco. Quindi alla fine se la merita lui, la nostra riconoscenza. Potremmo dargli anche in dono un terreno, che era quello che vorrei fare, però... Quale terreno dare? Questo l'ho già dato. Potrei dargli questo qui, ai margini, e tenermi di più quelli verso la capitale. Oddio, questo però ha solo 2 territori. Questo ne ha 1, 2, potenzialmente 3. Potenzialmente. Vediamo, qui ho qualcosa, posseggo qualcosa, sì, ma sono troppo grossi. Ah. Allora, questo glielo posso dare, il Timar di Sairallum. Allora, lo leghiamo alla mia famiglia, ok, quindi ti devi sposare con mia figlia, così fate un bel terzetto, non mi interessa anche se perdo prestigio, quindi tu vai da lui, ti sposi, perfetto, e poi ti do... Allora, ti do Timar di Sairallum. Ok, allora. Territorio Sairallum. Eccolo qua. Perfetto. Quindi ho ceduto anche questo territorio, ma parzialmente. Qui posseggo altre proprietà. No, era solo quello che era mio, perfetto. Però gestisco ancora tutta questa zona. Probabilmente adesso i vassalli mi vorranno ancora più bene. Intanto qui c'è lo scontro, ok. E lo stravinciamo. Le armate, ok. Ci hanno lasciato da soli, ma va bene, non è un problema. Perfetto, abbiamo catturato l'erede al titolo del castello, perfetto. Tu, panzone di uno. Allora, ti libero, ma... Ah, 10 pezzi d'oro. Allora, l'erede... Questo è... Mio fratello, mi dai 70 pezzi? No, no. Tu invece... Allora, te via. Perché mi avete fatto una roba brutta. Questo attacco qua non mi è piaciuto, quindi... Qualcuno dovrà pagare. Intanto qua ragazzi siamo veramente grossi, quindi... Ah no, perché è un, livello, un forte livello 6. Ok, comunque stiamo stravincendo, ragazzi. A breve. Andiamo a fare i costumi religiosi, sì, ok. Ah, un altro consiglio che ci lascia l'intendente. A giro, ragazzi, si stanno lasciando tutti, ma... Che crepano male, probabilmente. Borgomastro di Asponia desidera diventare... Assolutamente sì. Nostro intendente. Ragazzi, assaltiamo la capitale e basta. Tanto qui abbiamo un esercito da 13.000. Mamma mia. Mai qua fermo? Boh. Boh, 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 boh. Ragazzi, comunque abbiamo stretto le alleanze importanti, che potrebbero anche... Questi intanto resistono sempre, oh, sti maledetti. Allora, la mia cortigiana può ereditare gentile o dotta. Allora, che adorabile bambina, oppure lei dovrebbe piuttosto concentrarsi a aiutare gli altri. No, io ti voglio dotta. E ti mando anche a studiare a mie spese perché sono caritatevole. Vai a studiare. Bestia. Villana.
Allora, è qua 15.000 uomini fermi. Cosa stanno... Ah, sono in guerra, ok, va bene. Però, una mano. Entrare qua, no, eh. Tanto qua continuiamo a tenere il castello. Dai, ragazzi. Diamogli colpo finale. Ancora. No, questo vassallo qui chi è? Lui che cosa vuole fare? Ma va. Ma stai zitto. Ah, ok, è una fazione, vabbè, ma... Bravo il mio amico qua, amico delle spie qua. Quanto ha? 32 anni. Jihad per l'Egitto, ragazzi. Allora, entriamo in Jihad per attaccare l'Egitto. Esorta tutti i musulmani. Ragazzi, potremmo effettivamente partecipare se ci chiamassero, ma non ci hanno chiamato. Non ci hanno chiamato, probabilmente perché siamo già in guerra con qualcuno e quindi... No, non lo so. Non so perché non ci hanno chiamato, non riusciamo a... Aspetta, aspetta. Eccola qua. Allora, io mi vorrei unire, a dire la verità. Allora, finiamo questa guerra qua, un attimo. Siamo a 99, un colpo di spugna. E abbiamo finito. Ancora una bottina dall'esercito nemico. Wow! Ah, ok. Ok, offri la pace. Perfetto, siamo rientrati, ragazzi. Abbiamo guadagnato una sbardellata di soldi. No, le leve le sciogliamo in patria. Ricordatevi, molto importante fare disband delle truppe in patria, perché sennò qua è un casino. Allora, ragazzi, partecipiamo alla crociata? Cosa dite? Prossimo episodio partiamo con la crociata per l'Egitto. Ci uniamo. Dopo aver vinto, siamo inebriati delle nostre vittorie. Abbiamo vinto un casino di... cosa è successo? Il mio fratellastro, molto forte. Ok, va bene. Vassallo potente. È andato in clandestinità. Va bene. Allora, va bene. Allora, io intanto vado via con le truppe. Ok. E... a parte che spidemia. Ah, un vaiolo. Vabbè. Si uniscono in tanti contro il Re Stefan. Nel 1392 hanno indotto una crociata. Intanto bambini senza educazione. Mio figlio può diventare un ottimo diplomatico. Va bene, allora gli diamo la diplomazia come tratto. Allora, ma sapete che io quasi quasi... Allora, fatemi vedere solo una cosa. Facciamo... Allora, potremmo attaccare Trebisonda, che nel frattempo è morto il tipo. Sì, è morto. Se io dichiaro guerra... No, vabbè, questo non mi interessa. Io vorrei farvi diventare però... Porca miseria, il mio vassallo... Wow. Però lui ha dei... Ah, no, 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 sono i nostri questi, scusate. Qui abbiamo... Qui ce la giochiamo bene. Però ragazzi, un territorio alla volta. Mamma mia, che schifo. Io volevo prenderlo tutto. Volevo prenderla tu questa, onestamente, è uno staterello così. Boh. Mi sembra proprio una scemenza. Sì, qua potrei prendermi le varie terre, ma io voglio conquistare tutto. È che probabilmente è troppo grande per essere conquistato tutto. Qua posso dichiarare guerra, ma siamo sempre le solite. Chi sono? Ah, lui e... Fatemi vedere. Se gli dichiaro guerra... E vediamo chi entra. Ah, questi. Oh, vabbè. Vabbè. Non... Ininfluenti. Potrei mangiargli un pezzettino di stato anche qua. Tanto io ho delle masse veramente importanti. Oppure andiamo su Costantinopoli e gli dichiariamo guerra per...
chi entra? Il Regno di Napoli. Bah, il Regno di Napoli esiste? Ah, ok, questi tre staterelli, va bene, che non ci interessano. Allora, potrei prendere Adrianopoli, effettivamente. Sarebbe un bel colpo. O i bizantini. Hellas. Samo. Tessalonica. Ok, va bene. Quindi io direi che potremmo prenderci o la Sibirahot. Ok, Sibirahot. Oppure Adrianopoli. Interessante. Oppure, ragazzi, entrare nella crociata cioè nella guerra santa per l'Egitto. Che per ora vede solo l'Egitto partecipare, ragazzi. Quindi oppure vediamo che potremmo dichiarare guerra al... No, protettore no. Scusate, a lui. Se io gli dichiaro guerra posso prendere... Ma mica tanto. Questo terreno qua, ma... Entrerebbe tra l'altro il Khanato di Iraq. Interessante questa cosa, quindi rivolgerei l'attacco contro il suo signore. Interessante, questo è proprio interessante. Mentre invece la Bulgaria, cosa mi... Invadi la Bulgaria, ragazzi. Invadi la Bulgaria. Guarda qua. Ragazzi, invadi la Bulgaria, qua ci prendiamo un pezzo enorme. Ci prendiamo un pezzo enorme. Però è un po' lontanino, eh. Rivendica la Tessalonica, ma ragazzi è proprio uno schifino Devo fare un po' di guerre sante per cacciare via questi cristiani. O qua sotto e ci prendiamo questi tre territori. O Adrianopoli, ma io... Vabbè, non vi dico nulla, non vi dico nulla. Non vi dico nulla. Va bene. Allora ragazzi, a voi la scelta. Potete scegliere tra unirci in guerra santa contro l'Egitto, attaccare Adrianopoli, attaccare questa parte qua che è la Lidia, se non sbaglio, e aspettate, si chiama guerra per... Adesso ve la faccio vedere. Si chiama per Sibirot, che è questa qua. Oppure, ragazzi, Bulgaria. Bulgaria e si fa l'invasione. E si fa l'invasione della Tracia. Vi faccio vedere, tra l'altro, che gli ortodossi sono anche tanti. Potremmo incappare in una guerra molto grossa. Però abbiamo degli alleati molto potenti, E poi altrimenti sarebbe interessante dichiarare guerra a loro per convertire questa zona. Quindi lascio voi il da farsi. Sono tanti obiettivi interessanti. Vediamo che cosa mi dite. Potremmo farne anche nel prossimo gameplay più di uno. Vediamo. Per ora noi ci salutiamo e alla prossima. Ciao ragazzi.